C'era un tipo che viveva in una baia, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante: esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel letto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella. Buongiorno, ben ritrovati compadania misteriosa, al microfono Alfredo Lissoni, qui con me Marco Guarisco, pilota referente comasco del Centro Ufologico Nazionale. Ciao Marco. Ciao Alfredo, ben ritrovati a tutti. E Michele Castellano, astrofilo e ricercatore. Ciao Michele. Ciao Alfredo e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh, non solo astrofilo e ricercatore, che poi tu nella vita in realtà non fai questo, ma anzi lavori per una cosa che interesserebbe molto ai nostri radioascoltatori. Di che cosa si tratta? Assolutamente, io ho una società che si chiama Altitalia Risarcimenti, appunto ci occupiamo della gestione di sinistri. Un sinistro, sappiamo benissimo cos'è, è quando avviene un incidente stradale, ma può essere un incidente sul lavoro, ma anche un evento magari che può accadere in una struttura ospedaliera dove oggi la conosciamo tutti come mala sanità. Ecco, ci occupiamo di questo. Insomma, date una mano alle fasce più deboli a difendersi dai tanti lupi mannari che ci sono in giro. Bravissimo, soprattutto oggi contro le compagnie di assicurazione che purtroppo sappiamo benissimo comandano come le banche. E qualcuno si meraviglierà, dirà: ma come mai Lissoni non parla di Islam, o meglio di terrorismo, con quello che è successo in queste ore, in questi giorni? So che se ne è parlato parecchio a Radio Padania, se ne parla continuamente con un martellamento continuo su tutti i media italiani. In realtà mandateci pure messaggi su questo argomento, ma la mia è una scelta politica ben precisa di protesta contro chi? Contro un governo, contro uno Stato che non farà niente, perché fra una settimana nessuno si ricorderà più di quello che è successo, fuorché i musulmani non ne parleranno più. Anzi, devo dire che già i cari amici della sinistra si stanno arrampicando sugli specchi, sento proprio le unghie sul vetro per cercare di giustificare la cosa per cui i cattivi siamo noi. Hanno detto che la polizia a Parigi non è stata abbastanza sveglia, così sull'attenti per scongiurare questa cosa. In fondo sono stati quelli di Charlie Hebdo che se la sono cercata questa cosa, perché hanno fatto le vignette dissacranti. Chi, come tendenza, e quindi ha accusato scoperto dell'Europa, adesso si sta prendendo gli insulti da destra e da sinistra, da Alfano, dalla Di Girolamo, eccetera. Cioè alla fine salta fuori che i cattivi siamo noi. Allora è vero che Islam vuol dire sottomissione, ok, e la religione è una cosa, il potere è un'altra, ma la sottomissione dell'Europa, dell'Occidente all'integralismo islamico è una cosa che veramente è stucchevole. Ora io capisco che lo facciano per il petrolio, che la sinistra lo faccia per una serie di interessi personali, perché poi molti di questi dittatori che si presentano come islamici in realtà sono comunisti o socialisti, perché Nasser, l'ex presidente egiziano, l'amico di Tito, era chiamato il faraone rosso, tanto era amico di Mosca. Assad, il dittatore socialista, ma anche il dittatore dell'Iraq era socialista. La sinistra lo fa per i voti, lo fa per i soldi, oramai il giocattolo si è rotto, è sotto gli occhi di tutti quello che succede. La sinistra, ma anche la Chiesa, tutti questi caritatevoli che dicono accoglienza, i 40 euro al giorno se li beccano loro e gli extracomunitari vanno solo 2,50 euro, quindi un giro di miliardi. E poi diciamocela tutta, quando c'era Bush, figlio però un po' criminale, un po' carogna eccetera, però quando c'è stato l'11 settembre i terroristi li ha presi, li ha sbattuti a Guantanamo, li ha fatti torturare, ha fatto ammazzare Bin Laden, i risultati li ha avuti. Ora il fatto di trovare un Barack Obama, Barack nome musulmano, visto che in arabo significa benedetto, che sappiamo far parte della loggia massonica Maat, che si rapporta con un Hollande per quello che è successo in Francia, un presidente francese che fa parte della loggia massonica Fratellanza Verde, e devono fare la lotta all'ISIS guidata da Abu Bakr, che fa parte della loggia massonica Pentalfa. Mi viene leggerissimamente il dubbio che questi ci stiano menando tutti per il naso e facciano finta di combattere qualcosa che invece a loro torna comodo, perché la strategia del terrore funziona sempre. Perché io vorrei capire com'è che quei due bastardi che hanno fatto quello che hanno fatto a Parigi, uccidendo
12 persone andavano tranquilli, entravano, uscivano, andavano in Siria, andavano in Yemen, impuniti, pur essendo schedati, pur essendo controllati. Londra aveva già lanciato l'allarme, ma questi andavano e venivano in tutte le zone dove si sa che ci sono i campi di addestramento del terrorismo. Volevi dire qualcosa? Sì, tanto è vero che i servizi segreti algerini avevano tempestivamente allertato, diciamo, le forze dell'ordine, gli investigatori francesi per un imminente attacco terroristico, ed è accaduto 30 giorni dopo. L'Algeria avvisa, l'Algeria lo sapeva. E per cui, visto che qui dimenticheremo subito, ora io già immaginavo che ovviamente i poliziotti francesi non l'avrebbero fatta passare liscia, li avrebbero accoppati, e in Italia invece li avremmo presi magari dopo qualche anno, perché non bastava trovare le carte d'identità nella macchina, era necessaria magari una panoramica dei denti, anche un test del DNA, e poi forse dopo qualche anno li avremmo trovati. E che cosa avremmo fatto? Avremmo pagato subito loro il prezzo dei proiettili, perché poverini, il costo della benzina, li avremmo condannati e liberati quasi subito. Quello che ci vuole, per questo io non voglio fare come le altre trasmissioni dove sentiamo un sacco di parolai che chiacchierano, dicono un mucchio di minchiate, la moschea non ci vuole, eccetera, eccetera. Di fronte a questi eventi bisogna essere tutti uniti nel combattere, se no sono chiacchiere inutili. Questi sanno benissimo che continueranno a farla franca, perché l'Occidente è debole. E abbiamo visto benissimo appunto che per noi combattere vuol dire usare anche una semplice matita. Esatto. Poi teniamo conto di una cosa: io ho visto le vignette di Charlie Hebdo, ho visto tutte quelle contro l'Islam, ho visto quelle contro gli ebrei, ho visto quelle contro i cristiani, con Papa Ratzinger che lascia, non è più Papa e si abbraccia con una guardia svizzero uomo, si abbracciano teneramente dicendo siamo finalmente liberi, quindi liberi di fare sesso. Ho visto la vignetta dove c'è Gesù Cristo che sodomizza il Padre Eterno, eccetera, eccetera. Però allora vedete, la nostra religione che cosa dice? Porgi l'altra guancia, quindi noi lasciamo correre. I buddisti loro trascendono e si dissolvono nel nirvana, quindi sono al di sopra di queste cose. Gli ebrei sì, usano il Levitico, se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo, però poi in realtà alla fine si limitano a chiedere le scuse, magari a fare causa, a chiedere un risarcimento. Il Corano parla di guerra santa, parla di kamikaze, insomma di martiri, e quindi è ovvio, se uno dà un calcio a un gattino, cosa che non va fatta assolutamente, il gattino scappa. Se dai un calcio a un pitbull, quello si gira e morde. Allora è colpa dei fumettisti? No, non è colpa dei fumettisti, è colpa di chi fa venire in questo paese persone incontrollabili che non hanno i nostri stessi parametri di civiltà, salvo poi accorgersi che possono diventare una minaccia. Ecco, allora, visto che qui siamo in un paese di parolai, finché non si deciderà a fare qualcosa di veramente utile, perché si può fare, il terrorismo si può combattere anche con l'aiuto di questi stessi paesi, come diceva giustamente Michele, e allora è inutile che ci facciamo le seghe mentali che ho visto da Santoro a Telenova, eccetera, dove c'era un imam che diceva no, ma noi non ghettizziamo le donne le mettiamo a parte, per esempio in piscina non ci sono uomini, così possono essere libere di fare il bagno, cioè per loro la libertà è questa, no? Detto tutto questo, la CIA, che dovrebbe essere attenta a queste cose, cercare i terroristi, e Marco invece la CIA giorno 3 se ne è uscita dicendo che gli UFO in realtà erano loro, perché quelli che si vedevano negli anni 50 era l'aereo U-2 che volava a 60.000 piedi, la gente non era abituata a vederlo perché queste erano prestazioni nuove, eccezionali, e li scambiava per UFO. Quindi la CIA, anziché seguire i terroristi, è lì a cazzeggiare dietro gli UFO. Sì, esattamente. Cosa ne pensi? A parte che è una notizia che tra l'altro gira già da diverso tempo, però comunque il mio primo pensiero sinceramente è stato se non sono riuscito sinceramente a capire se erano più stupidi quelli della CIA che se ne venivano fuori con una notizia del genere, con la faccia tosta magari tra l'altro di pensare che la gente ci poteva credere, o addirittura alcuni telegiornali che tra l'altro proprio l'hanno preso per oro colato, tra l'altro anche pompandola a dismisura, o infine chi magari ascolta questa cosa e ci crede pure. Però diciamo che qui la notizia è anche stata tra virgolette, ma anche non tra virgolette, travisata e anche cambiata, perché in realtà diciamo che
La realtà è che sì, in quel periodo alcuni avvistamenti erano riferiti a prove e test di volo di velivoli sperimentali, però questo non vuol dire che tutti gli avvistamenti erano riferiti a quello. Infatti io di solito una frase molto bella che uso spesso e volentieri specialmente contro chi appunto ancora tutt'oggi dice no, non è vero niente, non esiste niente, è tutto falso. Non vuol dire che perché in giro ci siano delle banconote false vuol dire che non ci siano quelle vere. Ma fammi capire, perché loro dicono, allora gli aerei normali volavano, poi tu mi puoi confermare o smentire, che io questo ho letto sui giornali. Gli aerei normali andavano a 20.000 piedi di quota, gli aerei militari a 40.000, abbiamo inventato gli U-2 che andavano a 60.000 piedi, quindi ancora più in alto, quindi la gente si spaventava, gli stessi piloti non capivano trattarsi di prototipi segreti. Ma a me pare di ricordare che quando uno di questi U-2 l'hanno mandato a spiare le basi dei russi, l'hanno abbattuto subito. Beh sì, ecco. Ovviamente, anche perché l'U-2 comunque, nonostante fosse, infatti lì poi è stato poi progettato l'SR-71, in quanto si sono accorti che sì, l'U-2 è un aereo era ed è un aereo molto valido ancora tutt'oggi, però è un aereo che sì, loro giocavano sul fatto che appunto dell'alta quota era quasi, tra virgolette, impossibile abbatterlo, cosa che invece abbiamo visto essere molto facile. Sì, però anche lo stealth, ne hanno parlato tanto in Bosnia con un colpo di bacchetta. Hanno le loro falle, non sono così perfetti purtroppo, e mi stupisco ancora oggi che ci sia ancora tanta gente che in realtà non so per quale strano motivo porti gli americani come se fossero degli dei perfetti, senza in realtà cioè, tutto sono fuorché quello, anzi ce ne hanno di magagne gli americani. Ecco Michele, allora nel 97 la CIA fa la prima furbata, fa uscire per sbaglio un documento su internet, lo sai, per sbaglio, no? E in quel rapporto si dice che gli UFO erano loro. Poi nel 2014 l'hanno fatto via Twitter, perché sai, chiaramente sono arrivati social network. No, ci dispiace, eravamo noi. Giorno 3, ancora da capo, altro messaggio su Twitter, siamo noi. Certo, ecco. Questo lo fanno per far calmare le acque, perché quando abbiamo una Samantha Cristoforetti che urla nello spazio perché vede un UFO, è ovvio che il giorno dopo, il mese dopo, la CIA deve venire fuori dicendo siamo noi, però non possono essere sempre loro e omnipresenti da decenni, ancora prima che la CIA esistesse addirittura, questo è impossibile. Sì, però ora non è che il mondo è Europa e America, allora ci sono tutti i paesi dell'est, c'è tutto il centro e Sud America, ci sono i paesi islamici dove non sparano soltanto ai poveri cristi, ma sparano anche agli aerei americani se dovessero passare. Certo. Cioè, mi pare strano che uno vada a testare un aereo segreto, che ne so, sopra Teheran. Ma assolutamente no. Uno poi, appunto, come dice la parola stessa, prototipo, il prototipo può essere uno, possono essercene 5, ma il giorno in cui ne hanno visti 5 di quei prototipi, nel mondo si sono verificati migliaia di avvistamenti UFO, quindi ce la spieghino questa. Chiaro. E allora c'è un segreto di Stato su queste cose. Sentiamo un'intervista che è stata fatta a Peter Gersten, che è un avvocato americano che gestisce un'associazione che si occupa proprio di fare causa al governo in base alla libertà di informazione per ottenere documenti sugli UFO. Sentiamo che cosa ha detto. Hanno nascosto contatti con gli alieni. Sono stato il primo e unico avvocato a fare causa al governo statunitense su documenti riguardanti gli UFO, riuscendo a far istruire un processo. La sua perseveranza e la sua conoscenza delle leggi per la libertà di informazione vigenti in America hanno portato all'emersione di centinaia di documenti mai resi pubblici prima di allora. Credo di aver fatto una decina di cause. Anche quando rendevano pubblico un documento, tenevano sempre nascosto qualcosa di quel documento. Questa dichiarazione giurata è un esempio perfetto. Metà del testo è censurato. Se gli UFO non costituiscono una minaccia, se gli UFO non sono il prodotto di una tecnologia avanzata, perché tanto mistero? Già, perché? Secondo l'avvocato, questi documenti rivelano l'ossessione del governo americano per il fenomeno degli UFO, nato tra gli anni 40 e 50. Essi rivelano l'esistenza di commissioni governative istituite per indagare sugli UFO. Per tutto il tempo, l'esistenza stessa di tali organizzazioni è stata negata ed esse sono state dissolte una dopo l'altra.
Sebbene i governi continuassero a dire alla cittadinanza che gli alieni non esistono, gli alieni non sembravano afferrare il messaggio. Infatti, secondo Gersten, hanno continuato a volare nei nostri cieli a bordo delle loro astronavi. Un caso del quale furono molti i testimoni e che dimostrerebbe l'esistenza di un complotto si verificò a poca distanza da dove vive Gersten, a Phoenix, Arizona. Oggetti volanti non identificati sulla valle. Un oggetto di forma triangolare. Cosa c'era nel cielo ieri notte? Quelle luci rimasero visibili per un'ora e mezzo, forse 2, eppure non è mai stato dato inizio a un'indagine per determinare la loro natura. What is it? I don't know. Verso le 22:30, nel cielo di Phoenix comparvero 7 luci in formazione triangolare che rimasero sulla città per un po' prima di allontanarsi. Trovo incredibile che qualcosa possa apparire a tante persone in un'area metropolitana senza che siano avviate delle indagini. Il caso fece scalpore sulla stampa locale, ma la versione ufficiale disse che si era trattato di bengala militari. Avevano alcuni bengala molto sofisticati a bordo e dovettero liberarsene perché le regole proibiscono a un velivolo di atterrare con dei bengala a bordo. Gersten tornò in tribunale, ma neanche lui riuscì a strappare una spiegazione alle autorità. La legge sulla libertà di informazione è inutile, impone solo di eseguire una ricerca ragionevole e ovviamente dissero di aver svolto una ricerca ragionevole senza trovare niente. La Corte dovette crederci. Quindi Ecco, quindi, Michele, non so se sono un po' cretino, ma dunque un bengala resta 2 ore nel cielo? Assolutamente no, ha ovviamente una durata limitata che può essere di qualche manciata di secondi. Ecco, qui nel filmato tra l'altro se ne vedevano 8 di luci, 8 prototipi? Oh, assolutamente no, anche perché poi si vedevano chiaramente che queste luci sparivano e poi riapparivano, quindi non è che un bengala si accende e si spegne ovviamente. Ecco Marco, visto che tu sei pilota, allora qui nel filmato che noi abbiamo visto, ma tutti i radioascoltatori lo possono trovare tranquillamente su YouTube, si vedono 8 luci, tra l'altro non in linea retta, sembravano quasi disegnare una S. C'è un aereo così? Ma attualmente no, tra l'altro non di quelle dimensioni, perché ricordiamo anche dalle testimonianze delle persone che hanno visto questo oggetto sorvolare poi la città, era un oggetto veramente enorme a forma di V, con queste appunto luci disposte sulla, chiamiamola fusoliera di questo enorme oggetto, e tra l'altro poi, come appunto si diceva, un bengala altro non è che una contromisura che normalmente gli aerei usano in territorio di guerra in fase di combattimento per ingannare i missili a ricerca, quindi hanno una durata molto limitata di pochissimi secondi. Questi invece sono rimasti tra l'altro visibili per parecchio tempo e fermi immobili per un certo punto, quindi poi apparivano, sparivano, quindi la scusa del bengala è veramente una cosa che mi stupisce, il fatto che qualcuno ci possa aver creduto, è veramente è ancora più assurdo del non l'avvistamento stesso. Ecco, allora, a proposito di credere a tutto, tra l'altro stanno arrivando tanti sms riguardanti ovviamente quello che è successo a Parigi. A Parigi è tutto falso, un'azione per terrorizzarci, se gli crediamo facciamo il loro gioco. Ecco Michele, torniamo un attimo su questo argomento, perché per esempio ieri già in internet tutte le teorie cospirazioniste più balorde stavano girando, dicendo nel filmato in cui si vede il terrorista, uno dei 2 fratelli, a parte che adesso li stanno già spacciando per dei poveri rapper disadattati, che non sono più terroristi ma erano dei rapper, sa. I rapper lo fanno, no? Quando fanno rap certamente sono disadattati, sì, come minimo. Disadattati senz'altro, però si sa che ogni tanto sparano per aria, no? Si vede che spara al poliziotto musulmano anche lui, e leggo ma non c'era sangue, la testa non è esplosa, quindi gli ha sparato a salve. Ha sparato a salve e è morto veramente. Assolutamente, è impossibile. Ecco. Poi diciamo che i frame sono durati pochissimi istanti, poi la qualità dell'immagine non era perfetta, poi diciamo quella che è l'emorragia poi viene dopo, viene poi sotto il corpo. Quindi, ecco, ma cosa scatta nella mente umana? Perché qui non si può credere che 2 rapper, 2 bravi ragazzi vanno e ammazzano in maniera millimetrica 12 persone, che ce ne vuole, perché tu ne ammazzi 1 o 2 e gli altri scappano. Questi sono riusciti a farne fuori 12, o piuttosto credere che gli UFO sono dei bengala. Cioè la gente si beve tutto ormai.
Il problema è proprio questo. Io, tra l'altro, ritornando al discorso di questo atto terroristico, sono dell'idea, anche perché coloro che hanno compiuto questa azione alla fine fanno parte della terza, dell'ultima generazione. Quindi che cos'è che è sfuggito di mano, diciamo, alla Francia, al governo, al popolo francese, alla società? Come è possibile che siano arrivati fino a questo punto? Ma di cosa si tratta? Di una frustrazione, di un rancore che aumenta, che cresce e poi viene sfogato in questo modo, ma io sono dell'idea che questo, con l'insieme dei principi, diciamo, musulmani, islamici, che messi insieme purtroppo scaturiscono in questo atto di terrorismo. Marco, come mai la gente si beve di tutto? Quindi torniamo agli UFO, perché qui Bengala, il governo americano dice Bengala, la CIA dice eravamo noi, Obama ha aperto un bel niente, ha fatto dire al suo addetto stampa dei servizi segreti scientifici che non ci sono prove non solo del fatto che gli UFO siano venuti sulla Terra, ma che ci sia vita al di fuori nell'universo, che sì, non ci sono prove, però persino gli scienziati si sono incazzati per questa cosa. Direi assolutamente sì, anche perché oramai, cioè, è talmente evidente e palese la cosa che veramente continuare a nascondere la testa sotto la sabbia non so a cosa serve, ma io tuttora mi stupisco ancora che ci sia una certa parte di persone che ancora sostengono il fatto che appunto non esista niente, che sia tutto falso, che in realtà sono gli americani, che sempre gli americani, non si capisce perché, se sono sempre loro che hanno tutta sta roba, e questo è veramente, cioè, tante volte questo modo di pensare è ancora più inspiegabile che non il fenomeno stesso. Ma perché il rifiuto dell'evidenza? Per esempio, quando e qui torniamo agli terroristi, quando hanno tirato giù le torri gemelle, hanno cominciato a dire no, ma in realtà, guarda caso, tutti gli impiegati ebrei se ne erano andati, insomma, alla fine hanno detto che erano stati gli americani che l'hanno tirato giù. Ma perché non si riesce ad accettare quello che è davanti agli occhi? Perché questo che stupisce, cioè la gente è talmente rincoglionita, purtroppo penso è anche la società stessa, televisione e compagnia bella, che ci hanno portato a vedere comunque e in qualsiasi modo e a trovare il complotto, la cospirazione anche dove in realtà non c'è, però appunto è un po' come alcune, magari anche come certe foto degli UFO, è troppo bello per essere vero. Allora, la gente ormai ha questo modo di pensare e dice no, non può essere così facile, ci deve essere sempre qualcosa di losco dietro. È complicata la cosa. Michele, non è che c'è anche un rifiuto ad accettare certe cose? Perché quando, per esempio, si è perché chiaramente il negare e rifiutare è molto più facile che non. Il motivo, credo, con diciamo, gli anni di esperienza, credo che sia un altro. C'è un disinteresse perché creano il disinteresse in questa cosa, perché noi vediamo i telegiornali, leggiamo i giornali, ci sono soltanto notizie di terrore, notizie tristi, notizie negative. Sì, tutto negativo. Quindi, e guerre, e omicidi, e stupri, ma ci sono sempre stati, ci saranno sempre. Dovrebbero cominciare a stimolare le persone, a portare a far sì che siano interessate anche a questi argomenti qua, perché non esiste soltanto la guerra, non esiste soltanto la crisi, non ci sono solo i problemi. Chiaro. Esatto. Velocemente, prima di andare in pubblicità, qualche sms. Per certi terroristi rimetterei in piazza della Concordia la vecchia cara ghigliottina, ci scrive Rita. Vabbè. Poi assolutamente nessun sostegno a moschee, gli evangelici hanno chiese a proprie spese, nessuno in TV parla con Corano o Bibbia alla mano, tutti soloni. Allora, per gli sms il 346 6427 756, andiamo in pubblicità. Ascolta Movie Time, la magia del cinema con Vincent ed Harry Potter. Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Ascoltate Movie Time. Sarà il biglietto per la genialità. Non lo troveremo mai completo. Tu sì. La magia del cinema con Vincent. Viva il cinema. Andate al cinema. Qui è sempre Kay Billy, col super sound degli anni 70. Ogni sabato dalle ore 16. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it.
Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Verolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Avete ascoltato Padania Misteriosa. E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi. Insomma, uno stile di vita così, io francamente ne faccio volentieri a meno, però insomma, dove si possono comprare sti Kalashnikov? E allora, noi intanto siamo collegati telefonicamente con l'assessore regionale alla cultura, Cristina Cappellini. Buongiorno assessore. Buongiorno, buona giornata a tutti. Ecco, assessore, c'è un'altra polemica oltre a quello che è successo in Francia in questi giorni. Questa polemica però riguarda un convegno che state organizzando, un convegno sulla famiglia. Aia, guai a parlare della famiglia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una campagna denigratoria montata ad arte da alcuni quotidiani e da una certa parte politica che ha gettato fango su un convegno sulla famiglia, sull'istituzione famiglia e sulle iniziative da mettere in campo da Regione Lombardia e dalla società civile, dalle istituzioni che rappresentiamo a sostegno di un'istituzione che di questi tempi è minacciata da diversi fattori. Quindi non ci vediamo nulla di male, anzi siamo ben fieri di portare avanti questa iniziativa nonostante tutte le offese, insulti e intimidazioni che stiamo ricevendo. Ecco assessore, perché quando come Lega voi parlate di famiglia, subito la sinistra salta su dicendo discriminate i gay perché voi riconoscete solo la famiglia tradizionale. Ma stavo pensando però, oltre alla famiglia tradizionale, allora la sinistra guarda i gay, ma allora volendo c'è anche la famiglia poligama, di cui non parla mai nessuno. Beh, ma prima o poi la sinistra arriverà a quel tipo di famiglia. Il problema è che è sempre la differenza tra due visioni del mondo. Noi siamo per la famiglia, che è una sola, quella composta da mamma e da un papà, e non da genitori 1 e genitori 2 o da madre A e madre B come è accaduto giorni fa a Torino. La sinistra purtroppo ma è legittimo dirlo dal nostro punto di vista, porta avanti tanti modelli diversi a loro giudizio di famiglia che non sono la famiglia tradizionale prevista anche dalla nostra Carta Costituzionale. Ecco, quindi di questo tra un po' avremo modelli alternativi di famiglie e quindi si evidenzia proprio la contrapposizione tra l'istituzione come Regione Lombardia che crede nella famiglia al singolare e qualcun altro che vuole portare avanti diversi modelli di quelle che chiamano famiglie, ma che famiglie a nostro giudizio non sono. Ecco, però allora se un giorno proporranno la poligamia, visto che un tempo la sinistra aveva anche il femminismo, ci vuole anche la biandria, anche la donna può sposare più uomini. Guardi, stiamo assistendo veramente a una follia, polemiche su un convegno a cui sono stati attribuiti tanti significati e un'opera veramente di demonizzazione che non ha ragione di essere. Ecco, ma mi faccia capire cosa andrete a dire di così scandaloso in questo convegno e quando è soprattutto? Allora, parto dall'ultima domanda, sarà sabato prossimo, sabato 17 gennaio alle 15 nell'auditorium Tesori di Palazzo Lombardia. Di cosa parleremo? Parleremo del ruolo centrale della famiglia come base delle nostre comunità, come è sempre stato, come nella tradizione e come quello a cui siamo abituati e di tutte le misure che si possono mettere in campo a sostegno dell'istituzione famiglia. E di scandaloso, ma di genuini per portare avanti dei valori in cui crediamo e in cui crede, come crediamo, la maggior parte
della gente. Ecco, allora ricordiamo il posto e il giorno, Assessore. Allora, sabato 17 gennaio, quindi sabato prossimo, alle 15, ingresso libero fino a esaurimento posti presso l'Auditorium Testori, che è proprio in piazza Città di Lombardia, quindi al Palazzo della Regione Lombardia. Assessore, mi permetto di farle una domanda che esula dagli argomenti tradizionali, perché oggi noi parleremo anche di vita extraterrestre, non mi riferisco a quei signori che scrivono sui giornali di sinistra. Mi piacerebbe così sapere cosa ne pensa lei, cioè secondo lei gli alieni esistono? Ma guardi, non ho gli strumenti, non ho le conoscenze adeguate per esprimersi. Come mai state affrontando questo tema? Perché è molto richiesto dai nostri ascoltatori, piace molto, e quindi ci riferiamo a qualcuno là fuori che magari sia migliore di noi, perché quello che vediamo sulla Terra è veramente desolante. Senta, di alieni ce ne saranno tanti, mi sa, a protestare quando farete il convegno, perché ho letto che insomma già stanno organizzando quelli dei centri sociali. Sì, purtroppo stanno scatenando una tempesta di minacce, di boicottaggi, di tutta una serie di azioni che nulla hanno a che fare con quei democratici come molti si professano. Però devo dire che nonostante questi gesti e questi attacchi, sto ricevendo, e questo lo dico veramente con una grande emozione, tanti messaggi di sostegno, di fiducia, di stima, e questo dimostra, lo scrivevo anche proprio stamattina sulla mia pagina Facebook, con un garbo, una gentilezza di chi porta avanti le proprie idee serenamente, senza tutto quel rancore che invece viene dall'altra parte, che non la pensa come noi. E meno male che sono i democratici e tolleranti, vero Assessore? Esatto. Grazie mille, buona giornata. Grazie, ci vediamo il 17 allora. Perfetto. Buona giornata anche a voi. Grazie. E stanno arrivando gli SMS, siete boccaloni, guardate bene, questo è riferito al filmato all'assassinio del poliziotto. Ora, a parte non capisco come mai, cioè, secondo quale logica poi il terrorista dovrebbe sparare con una pistola a salve dopo che ne ha ammazzati 12 e poi il poliziotto è morto. Diciamo, non sono boccalone, ho guardato non bene e più volte, quindi sono certo di quello che ho visto. Ecco, però mi stupiscono questi messaggi, cioè qualunque minchiata venga detta viene presa per buona perché è troppo orribile la verità, cioè il fatto di accettare che ne so, che c'è una, chiamiamola cultura, che è più aggressiva nei nostri confronti, non la si può accettare questa idea. Diciamo che questo che ci ha scritto potrebbe essere semplicemente, potrebbe avere diciamo solo dei preconcetti, ed è un estremo complottista probabilmente, non lo so perché. Però quando per esempio avevano scoperto i campi di concentramento, io ricordo che all'inizio la gente non ci credeva, diceva le foto sono false, non è mai successo, c'era talmente orribile la verità che... Assolutamente, oppure faceva comodo dire non è vero, non ci credo, non è possibile, poteva anche fare la comodo. strada più facile, perché non bisogna trovare altre spiegazioni. Ecco, Marco, proprio questo fatto del dormire sonni tranquilli, non credendo a niente, perché io t'ho visto in televisione qualche settimana fa dove litigavi con il direttore dell'astronomia e ovviamente si stava parlando di alieni e lui non soltanto negava che esistessero gli UFO, ma addirittura che ci fossero gli alieni, che è una posizione quasi religiosa, no? Cioè, solo noi su questa terra creati da Dio, cioè, la Chiesa non lo dice più da secoli questa cosa. No, oramai. Infatti e tra l'altro appunto mi sono stupito attualmente di aver trovato una persona così che sinceramente proprio tutto potrei dire fuorché qualcosa di buono, perché veramente è stata una cosa abbastanza disgustosa. Infatti non sono intervenuto più di tanto perché comunque vabbè non c'era niente di cui discutere con un individuo del genere, che tra l'altro totalmente impreparato sull'argomento e tra l'altro con la presunzione di andare a insegnare il mestiere ad altra gente ben più preparata di lui. Comunque, sai cosa dovevi dirgli? In America c'è una società che si intitola Soli nell'universo, doveva iscriversi a quella. Sì, molto probabilmente, esattamente. Ma appunto il discorso che facevo prima non è perché ci sono magari, anzi non magari, perché ci sono comunque dei falsi, questo non vuol dire che non ci sia qualcosa di vero, ma penso che un atteggiamento così ostile riguardo a certi personaggi mi sembra tanto che
non gli scocci molto tanto il fatto che il fenomeno UFO esista piuttosto che no, è il fatto che non siano loro i primi a dire certe cose, e questo gli brucia molto, perché ci sia gente al di fuori della loro cricca che veda e comunque sia a conoscenza di cose che loro magari cercano da una vita e non hanno mai trovato, ma evidentemente è un po' come la barzelletta del tipo che sta dietro alla televisione e si stupisce che non vede niente. Evidentemente non guarda nella direzione giusta. Prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Maddalena da Torino. Sì, ci dica. Pensate, a proposito degli UFO, mio marito diciamo che aveva una professione per cui andava tra i militari, ora purtroppo non c'è più. Allora veniva fatta sottoscrivere a tutti i piloti una lettera che loro fossero coscienti che se parlavano di UFO li mettevano nei manicomi. Che bello. Vabbè, grazie signora, buona giornata. Speriamo che adesso sta cosa non la facciano anche per chi parla di Islam. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, sono io. Sì, ciao. Buondì, sono in Padania Libera dalla Brianza, Michelangelo. Ascolta, io devo dire sono un po' arrabbiato, non tanto con la tua trasmissione, che magari può anche essere interessante, però da 2 anni a questa parte su questa radio, anziché parlare di indipendenza, federalismo, riforma della scuola, gabbie salariali, convegni con gli indipendentisti esteri, eccetera, che sono il pane della Lega, si parla praticamente 24 ore al giorno di immigrati. Ok, c'è stata la strage, c'è stata anche la strage per esempio a Londra metropolitana qualche anno fa, ma non è che ci hanno fatti un pippone di 10 ore al giorno in programmazione esclusivamente sugli immigrati. Ecco, io spero che qualcuno senta anche le mie lamentele e provveda. Ti ascolto per radio. Va bene, ti ringrazio. Sì, ha ragione il radioascoltatore. D'altro canto, qui è successa anche una cosa fondamentale che non si può dimenticare: da quando Maroni non è più ministro dell'interno, ma c'è la sinistra che ha preso tutti i posti del potere, comuni, grazie a Dio le province non ci sono più a sto punto, regioni e quant'altro, e qui sono decuplicati gli arrivi di persone che ahimè stanno facendo, non tutti per carità, se no poi c'è la solita polemica eccetera, ma ce n'è tanti che fanno un sacco di casino, lo fanno qui, lo fanno altrove eccetera. Cioè, qui oramai sui display si legge che anche l'Italia è a rischio attentati. A me non fa piacere, qui potrebbero saltare in radio a spararci eccetera eccetera, e scommetto che poi la sinistra direbbe colpa del conduttore e degli ospiti, se la sono cercata loro, quindi nemmeno moriamo da martiri, moriamo da stronzi. E c'è qualcuno che direbbe che è un fake comunque, che sarebbe tutto falso, che in realtà a Marco hanno sparato a salve. In realtà, spero, se proprio spero che facciano così, ma in realtà lui si trova in una località segreta assieme ad Elvis Presley e Michael Jackson ai passeggeri degli aerei dell'11 settembre, esatto, tutti insieme, che per tutta la vita starete nascosti, non si capisce il motivo, perché esatto, per buttare fango eccetera eccetera eccetera. C'è un'altra vicenda anche curiosa che è successa in questi giorni, ma la vediamo dopo. Allora, salve, quelli di sinistra non accettano che i loro fratelli idoli islamici possano uccidere in nome del loro Dio, continuano a infilare la testa sotto la sabbia. Ricordo che Charlie Hebdo, un giornale di sinistra, infatti sparava a zero su tutti, anche su di noi in passato, La sinistra difende spesso l'indifendibile e spesso però vengono uccisi dai loro idoli, appunto, scrive Mario da Olbia. E io ricordo Baldoni che si svegliava la mattina, era nel suo diario: Baghdad, è andata a Baghdad, l'hanno subito bloccato. Sono un compagno, giornale di sinistra, gli hanno sparato subito in testa. Allora attenzione, perché questi non fanno differenze, cioè questi fondamentalisti ce l'hanno con la civiltà, con le altre, no? Con la civiltà, non soltanto con quella cristiana occidentale, ma gli attentati li fanno anche in Cina. Noi qui non vediamo la TV cinese via satellite, la si può vedere, ci sono stati un sacco di attentati, ma i cinesi che hanno le palle li hanno stroncati nel sangue. Fanno un sacco di attentati anche in Russia, e il buon Putin sa come comportarsi eccetera eccetera, e va bene. Io non sono un complottista, ma può essere vero il fatto delle scie chimiche con sostanze allucinogene? Non saprei spiegarmi altrimenti certe sparate della Boldrini che avete appena riportato, di Toscani e della donna politica del PD in TV l'altra sera con Salvini. Una donna sfilava a Parigi contro il terrorismo con indosso una felpa boicott Israele. Sono fuori dal mondo, ci scrive Marenzio. Sì, a questo punto devo dire che le scie chimiche esistono e lo scopo non è modificare il clima, ma rincoglionire le persone, perché effettivamente viene da pensare, cioè, cos'è successo?
Poi vabbè, ce n'è una che è un po' troppo forte come SMS e non voglio che poi facciano passare scusate, noi per i cattivi. In realtà, signori, guardate che la storia si ripete sempre. Quello che sta succedendo adesso è già successo in passato con le invasioni barbariche. Vedo in regia che fanno dei cenni strani, quindi aspettiamo un momentino. Nel frattempo ricordo il numero per gli SMS, che è il 346-6427-756, e noi siamo collegati telefonicamente con Alessandro Morelli. Ciao Ale. Ciao Alfredo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono qui a uno dei banchetti che la Lega Nord ha organizzato di fronte a uno dei luoghi dove il sindaco Pisapia vuole istituire e realizzare le famose, oramai purtroppo tristemente famose moschee a Milano. Stiamo aspettando il segretario federale Matteo Salvini che arrivi qua in zona, perché, come dicevo, insomma, la Lega soprattutto in questa fase, in questo momento storico, vuole impedire a Pisapia, a quei pazzi che gli stanno intorno, ai suoi compagni, di attuare questa iniziativa, un'iniziativa assolutamente pericolosa per la città. Senti, fammi capire una cosa, perché so che in tante località del nord, soprattutto, esponenti della Lega hanno messo fuori la scritta Je suis Charlie, quindi io sono Charlie, facendo riferimento al giornale. Hanno distribuito anche le vignette e, come al solito, da sinistra la frase è: se la sono cercata ve la state cercando. Allora la Lega cosa dovrebbe fare con tutti gli insulti che ci hanno buttato addosso per anni? Comprare bazooka e bombe atomiche? Non lo so. Questo è assolutamente un appunto valido, peraltro non solo la sinistra partitica tiene una posizione in quel genere. Questa mattina mi hanno chiamato i giornalisti proprio per chiedermi dei commenti rispetto a questo argomento. Il leader del CAIM, che è l'associazione che riunisce tutte le associazioni che fanno capo agli islamici milanesi, ha proprio dichiarato quello che tu stavi dicendo, e cioè che sì, quello che è avvenuto è una cosa terribile, è un orrore, però alla fine i giornalisti di Charlie se lo sono sostanzialmente cercata, riprendendo un articolo del Guardian di questi giorni. Insomma, vediamo anche che cosa sta succedendo dalle nostre parti. Al posto che riunirsi tutti quanti, unirsi rispetto al terrore che sta avvenendo e poi magari discutere di quali possano essere le possibili soluzioni, qua ci si divide immediatamente tra chi è pro-Islam e contro Islam. Questa è una cosa molto grave, che chiaramente non fa altro che porgere sul piatto d'argento agli islamisti i nostri territori. Senti, ma fammi capire una cosa, perché nel primo attacco, quello a Charlie Hebdo, hanno ucciso un poliziotto musulmano. Nel secondo attacco, quello al negozio kosher, quindi di cibi secondo la religione ebraica, hanno ucciso 4 persone, ma una donna extracomunitaria, eccetera. Insomma, questi sparano e ammazzano chiunque, non stanno a guardare se c'è in tasca il Corano, la Bibbia o il Talmud. E la sinistra ha ancora la faccia tosta di venire a pontificare su questa cosa? Ma questi ammazzano chiunque sia contro le loro pazzesche ideologie, la loro pazzesca applicazione della religione. Diciamo anche che, e questo dobbiamo sottolinearlo, tanti paesi nei quali oramai l'evoluzione e il laicismo era diventata una realtà, pensiamo all'Iran degli anni 70 o anche semplicemente all'Iraq oramai di qualche annetto fa, in pochissimo tempo, una volta che gli islamisti prendono il potere, vediamo come si risolvono quelle situazioni storiche, culturali e sociali. Purtroppo l'Islam è ancora una religione legata ai tempi del Medioevo, e quindi questo è il dato di fatto sul quale tutti quanti dobbiamo reagire. Quando l'Islam farà dei passi verso la nostra epoca, cioè la Padania, l'Europa, il mondo del 2014, forse qualche ipotesi si potrà anche aprire. Fino ad allora è chiaro che è evidente che non ci può essere nessun contatto. Senti, ma queste cose però la Lega le diceva già 20 anni fa. Io mi ricordo una trasmissione su Rai 3, c'era Margherita Hack che litigava con Irene Pivetti e le diceva no, niente moschee qui perché non c'è la reciprocità. Cioè, sono passati 20 anni, ma certe teste dure non l'hanno capito questo discorso. Perché? Certo,
Certo, e la Lega lo dice da tanti anni, purtroppo come tante altre cose, lo sappiamo benissimo, se dovessimo iniziare con tutte le battaglie che Umberto Bossi lanciò agli inizi della Lega e che poi adesso Matteo Salvini con nuovi temi sta rilanciando, insomma potremmo farci un libro. Detto questo, è chiaro ed evidente che non possiamo mollare, è chiaro, altrettanto evidente che Oriana Fallaci aveva perfettamente ragione, anzi ti anticipo che Radio Padania proprio sui temi di Oriana Fallaci lancerà una propria iniziativa nei prossimi giorni, lo anticipiamo così anche ai nostri ascoltatori, e ci saranno delle belle novità per le serate della prossima settimana. Intanto è arrivato Matteo Salvini che sta rilasciando le prime interviste, quindi io vi lascio e ci sentiamo tra pochi minuti con il segretario federale. Perfetto, benissimo, grazie Alessandro. 346 6427 756 il numero per gli SMS, lo ripeto, 346 6427 756. Noi ovviamente continuiamo anche con Padania Misteriosa, ma lo inframmezziamo di questi argomenti che da un certo punto di vista non sono meno misteriosi, perché il vero mistero è com'è che la gente non capisca quale sia il pericolo. Io prima dicevo attenzione perché è già successo, quando ci furono le invasioni barbariche, la grande Roma cadde perché i politici, il Senato erano diventati tutti ladri, corrotti, farabuti, sembra un déjà vu su certe cose, eccetera eccetera, e quindi avevano perso il senso dell'onore, della difesa della patria, della difesa del territorio, si affidavano unicamente a dei mercenari. Queste popolazioni che venivano da varie parti del globo hanno fatto cadere la grande Roma, si sono infilate nel tessuto sociale e come hanno fatto ad unirsi tramite la religione. La prima cosa è stata distrutta la lingua, quindi non si è più parlato il latino, ma quelle che poi sono state chiamate lingue romanze, e poi è diventato l'italiano, che era un miscuglio di lingue, e se ci fate caso giornali e televisioni fanno a gara a coniare nuove parole. L'italiano sta morendo come lingua, sta cambiando, sta diventando un miscuglio di cose nuove, e la religione fu il collante, una religione che però, attenzione, il cristianesimo dell'epoca era altrettanto feroce quanto l'Islam di adesso, spiace dirlo, ma insomma tutti gli avversari politico-religiosi li hanno fatti fuori, hanno fatto fuori gli ariani che erano i seguaci di Ario, che avevano delle idee leggermente diverse, hanno fatto fuori i catari, i templari, insomma hanno sterminato tutti, uccidendo anche la gente che non c'entrava niente, al grido di uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Attenzione, perché a me sembra che la storia si stia ripetendo tale e quale. Michele. Soprattutto volevo sottolineare questa cosa, e mi domando se poi il governo che attualmente sta governando l'Italia si stia in qualche modo preparando, perché quando accadono questi eventi così drammatici e molto importanti c'è il rischio dell'emulazione. Ma magari sei lì che si fa i selfie. Poi si possono ripetere soprattutto in Europa, ma che poi abbia ridondanza anche in America. Sentiamo una telefonata, pronto? Ciao, sono Giorgio da Sesto. Dici, Giorgio. Senti, io dico questo. La sinistra è depositaria, è la menzogna ed è affine all'Islam. L'Islam è menzogna, per cui sappiamo benissimo che questo modo di essere non ci può rapportare nel voler parlare, nel voler dialogare, perché il loro essere parola è parola di menzogna, per cui dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, cercando di far capire ai nostri, se riescono, che quello che vogliamo è il benessere del popolo europeo. Va bene, ti ringrazio. Grazie, ti ringrazio. Io non so se l'Islam sia parola di menzogna, perché devo dire, quando ho parlato con un amico che è un italiano convertito all'Islam, è il presidente dell'Associazione Musulmani Italiani, lo Sheikh Abdella di Palazzi, lui mi ha detto attenzione che il Corano che trovate in giro in Italia, in italiano, che è quello usato dall'UCOI, che poi è il gruppo sospettato di fare tresca con i fratelli musulmani, quindi anche con quelli vicini al terrorismo, è una versione completamente diversa dal Corano originale, quindi i testi sacri si possono anche manipolare per comodità politiche. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, dici. Allora, ieri ho parlato su Radio 24, no? E posto il quesito che noi dovremmo cambiare le proprie abitudini. Il politico di destra, tra parentesi, destra-sinistra, non mi ricordo come si chiama, ha detto che non è vero, che noi non cambiamo le nostre abitudini, che ognuno fa le sue. Ma non è così, perché i nostri bambini già non possono festeggiare il Natale. Cioè, è già così, perché nel pronto soccorso bisogna portare
un medico donna invece che un medico maschio. Poi volevo chiedervi una cosa riguardo a questo fatto che nessuno ne ha parlato e è importantissimo. Vi ricordate la partita Francia-Algeria? Sì, vagamente. Ecco, allora era successo un caos, cioè praticamente dei franco-algerini di seconda, terza, quarta, centesima generazione? Sì, praticamente tifavano Algeria. Ma guardate che qui non c'è integrazione, non ci può essere integrazione. Fra 10 anni ci saranno sugli stadi, che l'unica cosa che capiscono gli italiani è il calcio, ci saranno sugli stadi, quando ci sarà una partita Italia-Tunisia, ci saranno gli italo-tunisini che tifano la Tunisia in Italia. Va bene, ti ringrazio. Beh, in certi paesi islamici il calcio è vietato perché ritengono vergognoso quando si mette i pantaloncini corti. Quindi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Lissoni, l'ammiro moltissimo, sono Manuela da Cremona. Grazie, troppo buona. Volevo chiederle una cosa, cioè, come mai, dato che tutti questi islamici odiano tanto la nostra civiltà, l'Occidente, fanno di tutto per venire qua? Appunto. Me lo vorrebbe spiegare? Grazie. Allora, molto semplicemente, poi non dobbiamo fare di tutt'erba un fascio perché i musulmani sono quasi 1 miliardo di persone, non sono tutti terroristi, ci mancherebbe, sennò qua il pianeta sarebbe già saltato da un pezzo, ma però quasi tutti terroristi. Sì, certo. Perché? Perché c'è questa minoranza di pazzi fanatici dove la religione il più delle volte è soltanto un pretesto per esercitare il potere, e non lo fanno al loro paese, perché al loro paese se rubi ti tagliano una mano, rubi ancora ti tagliano l'altra mano, la terza volta se sei riuscito a rubare non so come, probabilmente con la bocca, ti tagliano la testa. Allora noi stiamo parlando di popolazioni che scappano da dittature dove, qui mi spiace veramente dirlo, dove però i dittatori servivano perché erano gli unici in grado di tenerli a bada, quella carogna di Gheddafi, Saddam Hussein eccetera, erano sterminatori, però si confrontavano con persone altrettanto sanguinarie. Non è che quel delinquente di Assad sia migliore dei delinquenti dell'ISIS. Queste sono le vecchissime medievali lotte tribali per il possesso di una zona, per il possesso di determinati interessi, e ce le portano qua. Perché? Perché qui hanno capito che noi siamo fessi, non facciamo niente, li rispettiamo, li tolleriamo. Il fatto che il leader dei curdi, dei terroristi curdi, il Mullah Krekar, sia tranquillamente gestisca tranquillamente in Norvegia una moschea, sanno benissimo che è condannato, ci sono tutti i verbali dei ragazzini che venivano reclutati come kamikaze, lo so perché ho tradotto io questi documenti e li ho fatti pubblicare eccetera eccetera, sanno chi è, sanno cosa fa, è lì bello, protetto, non succede un bel niente. Poi quando un giorno ci sarà qualche casino di qualcuno che si fa saltare per area lì, diranno ma forse la polizia non è stata attenta, forse certo che non sono attenti, le autorità non sono attente su questa cosa. Allora noi non possiamo così metterci sullo stesso piano con persone che vengono qui senza chiedere permesso ma rompendo i coglioni perché vogliono che non si può usare il presepe perché dà fastidio, e bisogna togliere il crocifisso dagli ospedali perché si offendono, e non si possono trasmettere i film di Angelina Jolie e Brad Pitt perché si parla male dei terroristi islamici, non si può leggere Dante perché ha messo Maometto all'inferno, e non si può rappresentare Beckett perché in Aspettando Godot c'è una scena in cui taglia la testa a Maometto, a Cristo e a Buddha, e non si può fare più un cazzo, non si può nemmeno più cantare la vecchia canzone di Renato Carosone, Quanto sei bello in coppa sto cammello, Allah, perché è stata censurata dalla Rai perché avevano paura che succedesse qualche casino. Allora qui c'è qualcosa che non va, o si fa in modo che ci sia un movimento riformatore all'interno dei paesi islamici, non dico che debbano avere Marx, ma devono avere qualcuno di un po' illuminato che dica sì, la religione va bene, ma non è che se uno non la pensa come te gli devi tagliare la testa o gli spari addosso, altrimenti sarà sempre impossibile avere a che fare con queste persone marziani nel senso peggiore del termine. Michele. Alfredo, io noto che quando accade qualcosa di tragico il Papa interviene e cerca di calmierare diciamo queste persone, questi eventi. Io non ho mai visto nessun imam o nessun esponente religioso islamico che faccia lo stesso. Perché? Ma perché credo, scusa, questo è il mio pensiero, perché probabilmente lo vuole a questo punto. Certo. Vabbè. Va bene. Allora gli sms al 346 6427 756, linea alla regia.
Super Sabato Lidl. Solo questo sabato, broccoli italiani da 500 grammi a metà prezzo a soli 49 centesimi al pezzo. E detersivo liquido Dixan da 35 lavaggi a soli 4,99 €. Da Lidl ogni sabato è un Super Sabato. Lidl, anch'io. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da 109 € al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAIC 287. Anticipo 1.800 €. Info su Volkswagen.it. I grandi saldi continuano da Combipel. Da oggi ulteriori sconti. Tutta la collezione invernale fino al 70% di sconto. Cappotti, pelle, abiti, maglierie, accessori. Tutto fino al 70%. Non perdere gli incredibili sconti Combipel. Info su Combipel.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:01. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Come tutti sapete, mia moglie è scomparsa 3 giorni fa. Ha ucciso lei sua moglie, Nick? Senza un cadavere, un'arma del delitto. Sperano solo in una confessione. Il nuovo thriller di David Fincher, regista di Seven e Fight Club. L'amore bugiardo, dal 18 dicembre al cinema. Non sono un assassino. Dal regista Clint Eastwood. Vedo una donna e un ragazzino a 200 metri. Bradley Cooper. Ho una granata, l'ha data al ragazzino. Una donna e un ragazzino. Sienna Miller. Li vedete? Potete confermare? Negativo, decidi tu. American Sniper. Ispirato a una storia vera. Dal 1 gennaio al cinema. Tratto dall'incredibile storia vera di Alan Turing. Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose. Quelle che fanno cose che nessuno può immaginare. Dall'acclamato protagonista della serie TV Sherlock, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley. The Imitation Game, candidato a 5 Golden Globe, tra cui miglior film, miglior attore e miglior attrice non protagonista. Dal 1 gennaio al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Rieccoci in diretta con Padania Misteriosa. Marco, cosa tu fai? Tu mangia tutto? No, non sta mangiando. E allora Marco, però qua c'è un servizio che adesso facciamo sentire, dopo mi dai un commento, perché riguarda il colonnello Picciau, che era in pratica il militare dell'aviazione che si occupava di far studiare il fenomeno UFO, intervistato da Live Italia 1. Sentiamolo assieme. Segnalazioni che arrivano direttamente dai carabinieri. Innanzitutto noi vogliamo che la segnalazione sia fatta in maniera istituzionale, quindi avremmo potuto mettere il modello online, ma probabilmente non avremmo avuto il controllo di chi e di che cosa ci voleva passare come messaggio o come segnalazione, mentre che chi scarica il modello, quindi chi ha realmente è convinto o ha visto un qualcosa, deve presentare il modello ai carabinieri, dando anche le proprie generalità, e questo è importantissimo. Questo è già un primo filtro. Le segnalazioni arrivate all'aeronautica militare dal 2001 al 2009 sono state 53, nel 2010 siamo già a quota 25. Prima di entrare insieme a lui negli archivi decennari dell'aeronautica, ci mostra gli ultimi casi non ancora resi pubblici, molti dei quali in realtà appena risolti con una spiegazione semplicissima. Qui ce ne sono alcuni che ancora non abbiamo completamente tutte le risposte, o le abbiamo e le abbiamo catalogati come non identificati, mentre che ne abbiamo alcuni che sono stati chiaramente identificati attraverso i nostri sensori. Ad esempio uno, e questo è un po' vecchio, chi ci ha segnalato, era di sera, ci ha segnalato una scia luminosa che si è tramutata poi in un disco. Abbiamo fatto tutta l'analisi, abbiamo chiesto... Aveva tutte le caratteristiche di un UFO. Tra l'altro chi l'ha visto dice di averlo visto molto vicino, a una distanza di 300 metri.
era un F-104, insomma il velivolo che vediamo qui su quello sul quale io volavo. L'evento è riconducibile alla presenza di velivolo militare F-104. Casi risolti e casi irrisolti. UFO, una forte luce di colore arancio almeno 3 volte più grande di una stella, che comunque non sono stati una minaccia per la sicurezza del paese. Quindi ci sono. È possibile che uno sia convinto di aver visto, questo è proprio sicuro, di aver visto qualcosa, sì. Ripeto, ora identificarlo con la classica navicella spaziale, bisognerebbe averne un po' più certezza. Mattoni della vita. Ecco, Marco, poi alla fine ha tirato sempre fuori il discorso della sicurezza, alla fine è lì che vanno a battere tutti poi, no? Sì, effettivamente, che tra virgolette diciamo che appunto lo scopo primario sia dell'aeronautica che più o meno diciamo delle forze armate degli altri paesi, diciamo che lo scopo primario è quello di stabilire se questa cosa è una minaccia o meno per il proprio paese, per lo spazio aereo del proprio paese. Ritenuto che questa cosa non è alla fine una minaccia per la sicurezza, diciamo che tutto sommato sì, resta monitorata, ma diciamo che l'interesse principale è quello. Poi chiaramente continuano a seguirla, monitorarla e tenerla d'occhio. Chiaramente non lasciano uscire niente perché se ne guardano bene, però sì, diciamo che ufficialmente lo scopo primario è quello di stabilire se il fenomeno sia minaccioso, sia pericoloso per il proprio paese o meno, ufficialmente. Poi chiaramente ci sono altri poi interessi dietro, però diciamo che ufficialmente è questo. E intanto stanno arrivando tantissimi SMS sempre riferiti a quello che succede in queste ore. È vero che nel prossimo anno nelle scuole sarà abolita la parola Natale, le vacanze si chiameranno vacanze d'inverno, vi prego fate qualcosa, grazie. Non so, se qui i politici aboliscono Babbo Natale lo sostituiremo con Babbi di minchia, che sono loro. Michele, ma questo è peggio degli UFO, cioè gli UFO uno per male li può studiare, ma questi sono veramente... È inspiegabile. Queste sono veramente cose inspiegabili. Paranormali. Ben oltre il normale. Senti Michele, una cosa particolare, visto che tu sei astrofilo, un po' di tempo fa esce la notizia che sulla cometa studiata dalla sonda Rosetta, con questo nome terrificante, Churyumov, Gerasimenko, Donascimento, eccetera, eccetera, in buona sostanza salta fuori che ci sarebbero delle molecole, in pratica i mattoni della vita. Poi l'hanno subito smentita, un casino, no, non è vero. E sembra la storia di Marte, che saranno almeno 20-30 anni che vanno avanti dicendo c'è acqua, non c'è acqua, ci sono i batteri, non ci sono i batteri. Hanno anche addirittura fotografato delle pseudo foreste addirittura su Marte, quindi negare anche l'evidenza. Ecco, ma il problema qual è? Perché io mi rendo conto che se domani dicessero abbiamo trovato, certo non un umano, ma comunque anche un batterio, quindi una forma di vita diversa, probabilmente crollerebbero tante cose, a cominciare dalle religioni. Ma assolutamente, ma poi voglio dire, ma anche la Chiesa stessa ha confermato l'esistenza di vita extraterrestre, quindi lo dice ormai da pochi decenni, una ventina d'anni, prima un po' lo negava o ci girava intorno, però mi sembra che sia ormai un dato di fatto, non capisco per quale motivo tornare ancora sul negare questa cosa così evidente. Anzi, te ne dico una bella, visto che gira voce della morte di Fidel Castro, poi insomma queste cose... No, ma gira voce, sai lì... Anche la voce. Lì lo vieni a sapere magari 10 anni dopo, no? Mi ricordo quando c'era il leader russo Andropov che era morto, dicevano no, è raffreddato, e poi Foratini fece una vignetta della bara e si sentiva EC perché era morto, no? Quindi sai, in quei posti si viene a sapere sempre molto dopo. Devo dire che io in questi giorni, in queste vacanze, che sono stato veramente raffreddato, non come Andropov, ne ho approfittato per scrivere un altro libro sugli UFO, che uscirà fra un po', sugli UFO e la politica, non i politici che sono degli UFO, ma su che cosa hanno detto in ambito politico
su questo tema tanti personaggi, e devo dire che ho scoperto una cosa particolare, che per esempio Lenin ci credeva, ne aveva parlato con H.G. Wells dicendo in un caso del genere dovremmo rinunciare alla violenza come mezzo di conquista, che ci credeva Stalin ed era terrorizzato dal fatto che questi potessero arrivare, la sua paura era che fossero americani. Quando gli hanno detto no guarda, i dischi volanti non sono fatti dagli americani, si è tranquillizzato. Che Fidel Castro addirittura una volta è stato inseguito da un UFO, lui era in aereo, hanno bloccato tutto perché c'era questo UFO che passava, e recentemente quando il Papa è andato a Cuba lui ha parlato con il portavoce del Vaticano Navarro Valls, gli ha detto ma esiste la vita extraterrestre? Navarro Valls gli ha detto no, noi siamo gli unici sulla Terra, l'unica forma di vita esistente, come il tuo amico dell'astronomia. Sì, esatto, però uguale. E Fidel Castro si è incazzato, ha detto questa non è una risposta da persona intelligente, cioè non è possibile che anzi tanti dicono che perché ci fu all'epoca una diatriba in Russia, cioè il fatto di credere che ci sia vita solo sulla Terra è contro il materialismo dialettico, quindi contro ciò che dice Marx. Gratta, scopro che gli unici teste di legno che hanno sempre dileggiato questa cosa, chi sono? I comunisti italiani. No, gli italiani. Perché altrove no, hanno pubblicato di tutto, e anzi io voglio ricordare un grande partigiano che fu Peter Colosimo, l'unico ad assistere alla nascita della Germania Est, il primo a dare la notizia del lancio dello Sputnik da parte dell'Unione Sovietica, e lui che ha lanciato anche una fetta di ufologia, non solo i discorsi di Atlantide, è dileggiato tranquillamente dalla sinistra italiana, che continua a dire tuttora che queste cose sono stupidaggini. Cioè, come non hanno avuto il naso lungo sugli UFO, non l'hanno sull'Islam, non l'hanno su migliaia di altre cose. Ma per un semplice motivo, perché i comunisti italiani sono semplici preposti, diciamo, del vero comunismo, quindi loro hanno altri interessi che probabilmente li distrae da questi eventi, da questi fenomeni. Vabbè, senti Marco, ora io posso capire il discorso della sicurezza, perché una signora ci diceva fanno firmare i piloti questo documento, eccetera, eccetera. Ma ai tempi della guerra fredda, forse, per quanto riguarda quantomeno i piloti militari, oggi in cui in tutto il mondo, da Cuba al Cile, all'Ecuador, alla Finlandia, si aprono i dossier, la roba più o meno esce, ora lasciamo perdere l'Italia che lì ci sarebbe da dire, ma insomma di roba ne esce tanta. Abbiamo sentito prima Peter Gersten, l'avvocato, e quello 10 cause, 10.000 documenti sugli UFO, non uno, 10.000. Quella sarà anche poi solo la punta dell'iceberg. Sì, appunto, perché sono quelli di cui si sa che esistono, esatto. Ovviamente, di cui hai bene o male gli estremi. Questo atteggiamento è ancora lecito? Ma in realtà è un atteggiamento abbastanza strano, perché poi sostanzialmente è un atteggiamento che ha più che altro, diciamo, il mondo occidentale, per non dire quasi solo l'Italia, perché veramente l'Italia è il paese dell'assurdo. Si pensa di aver toccato il fondo, in realtà riusciamo ancora ad andare molto più giù, ed è ancora più inspiegabile che non il fenomeno UFO. Però diciamo qua purtroppo siamo ancora legati a questo tabù, cosa che in realtà in altre parti del mondo in realtà è ben superata da tantissimo tempo, quindi se ne parla tranquillamente senza nessun particolare problema, anche perché negare l'evidenza non è che fa sparire il problema c'è e vale la pena appunto studiarlo e capire di cosa si tratta. Purtroppo è proprio solo una parte del mondo occidentale che ancora ha questo tabù, questo quasi come se pronunciare la parola UFO riferito appunto a qualcosa di non terrestre sia quasi un blasfemo, non si sa ancora. Blasfemia, giusto, guai a parlare di UFO, di famiglia, di tutto. Non si può fare, cosa che in realtà in altri paesi se ne parla tranquillamente, perché è evidente, cioè non si può negare l'evidenza, quindi siamo sempre gli ultimi della classe. Siamo sempre gli ultimi, siamo ancora... Allora, guarda, l'altro giorno mi ha chiamato una cameraman di Telepadania non c'è più, però la cameraman c'è ancora, e mi ha detto che era appena passata la mezzanotte di Capodanno, quindi era l'anno nuovo, il 1 gennaio 2015, e lei sopra Como, nel cielo di Como, ha visto due luci
bianche, luminosissime, prima ferme che poi si sono allontanate di botto, quindi non ci vengano a dire che erano petardi, fari, palloni sonda, cinesi. So che anche tu però hai ricevuto segnalazioni. Sì, non l'ultimo dell'anno, in realtà è stato i primi di dicembre, l'8 il 9 dicembre, appunto la notte tra l'8 e il 9 di dicembre, una persona che tra l'altro conosco piuttosto bene, quindi è una persona assolutamente affidabile, e senza, diciamo, grilli per la testa, nella zona dove appunto lui abita, a Parra vicino, quindi siamo vicini a Erba. Praticamente ha visto, lui era fuori di casa sua attorno alla mezzanotte circa, e a un certo punto mi ha detto: ho visto dove, in una parte di cielo dove normalmente non c'è niente, ha visto queste 3 luci molto, molto brillanti, disposte perfettamente a triangolo equilatero, ferme in volo, e le ha guardate per diversi minuti. Lui stesso mi ha detto avevano una luce, però una luce strana, non una luce normale. Infatti lui è stato colpito molto da questa strana luce che non è riuscito neanche a descrivere, e la sua sensazione appunto era stata che era un qualcosa di completamente diverso, di non esattamente, perfettamente alieno, poiché appunto ha detto: ho visto queste 3 luci, e tra l'altro questo anche in risposta a chi normalmente dice ma l'hai viste, si vedono magari per diversi minuti, a volte anche ore, e però nessuno non gli è mai venuto il pensiero di fare una foto, un video. E effettivamente lui mi ha detto: ero talmente colpito, concentrato da questa cosa, che proprio l'ultimo pensiero che ho avuto è quello di fargli una foto. Quando poi mi sono deciso a farla, in sequenza questi oggetti via via in sequenza si sono spenti uno dietro l'altro, però in realtà poi il giorno dopo ha riguardato ancora lì, dove ovviamente non c'era assolutamente niente, quindi non erano decorazioni natalizie né niente, anche perché era a cielo aperto, quindi e poi la zona comunque la conosce perfettamente, quindi era impossibile che si potesse trattare di qualcosa, diciamo così, di convenzionale, quindi non erano lanterne cinesi, petardi, stelle, pianeti. Che cacciano. Era un qualcosa di completamente non identificato. E allora, un po' di tempo fa Sky ha trasmesso un'intervista un po' particolare, vediamola assieme e poi la commentiamo, un signore che sostiene di essere un agente dei servizi segreti americani. Sentiamola. Di conservare l'anonimato. Sono stato addestrato dalla Central Intelligence Agency e dalla Defense Intelligence Agency. Durante la mia carriera nella DIA ho indagato sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati verificatisi nel settore sud-occidentale degli Stati Uniti. Conducevamo missioni di controspionaggio contro chi era troppo vicino a scoprire la verità sui programmi segreti. La si potrebbe definire disinformazione, ma comunque la chiamiamo, era un modo legittimo di tenere lontane dai programmi segreti le persone sbagliate. Questo presunto agente segreto non ci ha detto esattamente perché i militari volessero nascondere il loro contatto con gli alieni, ma ha vagamente fatto cenno a un'alleanza militare con gli alieni e ha ammesso candidamente di aver incontrato più di un alieno ai suoi tempi. Sono alti circa 1,20 metri e hanno i classici occhi enormi. Vengono da un pianeta che ha un sole molto luminoso, dunque hanno doppie palpebre. Non hanno orecchie. Hanno solo 2 aperture ai lati del cranio e lo stesso vale per il naso. La bocca è priva di denti. Hanno organi interni semplici, cuore e polmoni, gli stessi che abbiamo noi, e un apparato digerente elementare. Non voglio parlarne. Ci sono molte informazioni che vorrei non conoscere. Ecco, Michele, non lo so, perché magari è un cazzaro, cioè, mi viene il dubbio, dice la CIA perché non va a cercare i terroristi? No? Esatto. Io ho sentito, ho riflettuto su quello che ho sentito e effettivamente non ha detto nulla di straordinario, purtroppo. Niente che non si sia già sentito. Francamente, poi si parla sempre dei soliti grigi che tutti sanno come sono fatti, anche se in realtà... Che tra l'altro la descrizione che ha dato
era né più né meno quella che appunto, che poi anche Philip Corso dice ha dato, e poi che chiaramente qui siamo su due cose diverse, perché Philip Corso aveva un curriculum di un certo tipo, questa persona colonnello del Pentagono, il colonnello del Pentagono, tra le altre cose, che ha avuto in mano i relitti di Roswell, quindi parlava con cognizione di causa. Questa persona, siamo lì 50 e 50, può essere vero come può essere assolutamente non vero. È una testimonianza fine a se stessa, e credo che non ce ne facciamo niente. Esattamente, né più né meno. Ecco Michele, perché qua ogni tanto torna questo discorso, torna in America, noi lo evitiamo proprio perché cerchiamo di fare una trasmissione seria, però cioè, gli americani avrebbero degli accordi segreti con gli alieni, e qua mi sembra come le torri gemelle buttate giù dagli americani, cioè gli alieni hanno bisogno del permesso degli americani per fare... Qua probabilmente bisognerebbe fare un ragionamento e un concetto magari molto più complesso da fare, quindi che in poche parole magari non si può capire, però ci sta che ci sia una sorta di accordo, quello che qualche decennio fa veniva chiamato il famoso patto scellerato. Ti fermo un attimo, perché adesso parliamo del patto scellerato della sinistra che si dimentica di quello che sta succedendo in questo paese. Noi siamo collegati telefonicamente con Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buon sabato, finalmente, almeno per queste ore senza sangue sparso per Parigi, però c'è altro tipo di demenza oggi e domani in giro. Ci sono manifestazioni organizzate da diverse sinistre che invitano sostanzialmente tutti, tranne che la Lega in Italia e Marine Le Pen in Francia, che per le quali appunto il problema non è tanto il fanatismo islamico quanto la destra xenofoba, populista, razzista, fascista, eccetera, eccetera, le solite menate. Questa è gente pericolosa, gente che non ha capito con chi abbiamo a che fare. Non so se l'avete già letto, ma l'articolo di Piero Stellino sul Corriere della Sera di oggi, che è anche online su Corriere.it, è da incorniciare. È un pezzo di verità che mi stupisce che il Corriere abbia avuto la forza di pubblicare, perché veramente smonta uno per uno le ipocrisie e le palle della sinistra, che è complice di quello che sta succedendo, e chiude Piero Stellino, che è un noto liberale, quindi sicuramente non accusabile di essere un fanatico leghista, che non siamo noi a dover cambiare, ma sono loro a doversi adeguare. Però lui chiude dicendo: ma dubito che ne abbiano voglia, e quindi qua stanno cercando di occupare casa nostra e c'è qualcuno che glielo fa fare sorridendo come un peota. Ecco, dubito che abbiano voglia di farlo, ma se noi cominciamo a regalare loro moschee piuttosto appunto, io vengo adesso da un volantinaggio che è stato fatto a Milano davanti al luogo dove dovrebbe sorgere una moschea di 3.000 metri quadri, dove c'era il vecchio Pala Sharp, il palazzetto dello sport. Basta, anche perché spesso e volentieri ci sono alcuni regimi, usiamo le parole giuste, penso all'Arabia Saudita, che è in una posizione equivoca, perché l'Arabia Saudita è un regime dove le donne non possono guidare, dove l'Islam è proprio applicato in maniera cieca e fanatica, però appunto è alleato degli americani, della NATO, e finanzia ogni genere di centro di culto in giro per l'Europa. Non li voglio. Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita. Poi l'Occidente fa finta che non siano pericolosi perché ci lavora, ci commercia, ci compra il petrolio e ci fa affari. Basta, perché poi dietro i fanatici spesso e volentieri ci sono questi regimi. Senti, ma qua stanno arrivando anche SMS di questo genere, perché evidentemente i compagni hanno fatto il tam tam. La Lega è un ateneo per i nuovi terroristi, il terrorismo ha tante facce, l'incitamento all'odio, questa è la politica della Lega, quindi adesso i cattivi siamo noi. Questo è un cretino o una cretina, non lo so, perché noi stiamo cercando di difendere la libertà di esistere, tranquilli, a casa nostra, pacifici, lavorando, facendo vignette, scrivendo, guidando l'autobus, facendo l'infermiere, il medico, nel rispetto. Noi chiediamo solo un po' di rispetto. E invece c'è qualche cretino che dice che stighiamo. Qua ci sono 12, 14, 15, non si è ancora capito quanti cadaveri ancora da seppellire, e c'è gente che, ripeto, domani ha la faccia tosta di sfilare per Parigi nel nome dell'unità dei francesi, isolando milioni di francesi che credono in Marine Le Pen, e oggi pomeriggio in Piazza Duomo si ritrovano Rifondazione Comunista, Italia Cuba, i Giovani Musulmani, il PD, l'Arci, l'ACLI,
la Rava, la Fava, SEL, ma non la Lega, perché sostengono l'immigrazione, la tolleranza, l'accoglienza. Sono pericolosi. Questa è gente pericolosa, perché se la ridono, i terroristi e i fanatici se la ridono, guardate in Occidente come sono coglioni, invece di far quadrato c'è gente che se la prende con altra gente e hanno la faccia tolla di isolare quelli che probabilmente hanno capito più di altri. Però io sono sereno, perché noi non abbiamo paura di dire quello che pensiamo sia la verità e sia l'unica via di salvezza, cioè non cedere più, non arrendersi più, non tollerare più, non arretrare più, ma imporre severamente quelle che sono le nostre regole e le nostre libertà. Quando dico severamente poi non entro, non vado oltre, non parlo di pena di morte. Io sono culturalmente, personalmente contrario alla pena di morte. Per quanto mi riguarda sarebbe più che sufficiente l'ergastolo vero a vita e i lavori forzati. Michele. Sì, ciao Matteo, senti, volevo chiederti, vuoi fare questa considerazione, dopo ogni evento di natura terroristica come quello che è appena accaduto a Parigi, ormai è storico il fatto che è solo questione di tempo, siamo a rischio, diciamo, di emulazione, quindi che qualcuno poi ripeta dopo un giorno, dopo un anno. È ovvio. Ecco, siccome sento tantissima gente che è molto preoccupata, io volevo chiederti se potevi esprimerti per dare un po' delle rassicurazioni a queste persone che sono seriamente preoccupate anche in Italia. Sì, il problema è che l'ipocrisia della sinistra che governa mezza Europa alimenta gli emuli, i fanatici, perché vedessero una reazione forte, unita, compatta, determinata e orgogliosa, dicono vabbè, questi forse si stanno svegliando, quindi ricalibriamo il nostro modo di operare, di ammazzare. Invece vedono che questi ammazzano, c'è gente che quasi quasi gli dà ragione. Cioè, quanti magari non l'hanno detto ma hanno pensato, però insomma quelle vignette un po' esagerate, per carità posso pensarlo anch'io. A me quando uno vede che le vignette che ridono la Madonna, Gesù Cristo, posso evitare di ridere, non compro il giornale, ma mai nella vita mi permetterei, non dico di ammazzare, ma neanche di tirare un pugno. Cosa ne hanno dette, scritte e fatte sulla Lega? Cosa avremmo dovuto fare, delle stragi? È questione di cultura. Però, ripeto, rileggiamo, ve lo dico, non andiamo a comprare il Corriere della Sera in edicola perché non diamo €1 a gente che odia la Lega, però su Corriere.it nella home page c'è questo articolo di Piero Stellino che sottoscrivo avverbio per avverbio, che smaschera tutte le bugie e le ipocrisie della sinistra. Dice: ragazzi, occhio, ci è entrato il cavallo di Troia in casa, siamo ancora in tempo forse a isolarlo, altrimenti ci fottono, ci ammazzano, ci annientano, ci mangiano sulla testa. È fortuna che c'è gente che ha il coraggio e la lucidità intellettuale, pensiamo a Oriana Fallaci, di denunciarlo nonostante le minacce, e Oriana Fallaci, in cui testimoni, mi permetto di dire, oggi è raccolto anche dalla Lega. Fortuna che c'è la Lega. Se non ci fosse la Lega saremmo messi molto 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 male. Matteo, c'è un SMS, il governo italiano dice che la cura contro il terrorismo sta nella Turchia in Europa e nello Ius Soli, sì, Ius Culi, qui no Ius Soli. Che dici? Tu cosa dici? Che Renzi viene da un altro pianeta ma lontano di quelli ormai morti e vuol fare il bis. Perché poi ci dicono, ma no, ma perché i terroristi erano francesi. Hai maggior ragione, è ancora più pericoloso, regaliamo cittadinanze, così magari poi fra 15 anni alcune delle persone a cui avremo regalato decine di migliaia di cittadinanze faranno qualche gesto, non dico folle, non parliamo più di folli, questi non sono folli, questi sono spietati. Il folle è un matto che ha il colpo di testa. Questi, io mi ricorderò finché campo l'immagine del poliziotto che chiedeva pietà steso, ferito in mezzo alla strada, seccato con un colpo in fronte. Permettetemi 3 secondi di sgomento poi per i cretini che dicevano che era tutto falso, un complotto, non si vedeva il fumo, ma dove era la pistola? Penso ad esempio a quei fenomeni del blog del Movimento 5 Stelle, ma
chissà che manina c'è dietro, chissà cosa ci stanno raccontando. Qua ci sono spietati assassini che nel nome di Allah vogliono imporre il loro modo di vivere, la loro religione in tutto il mondo. Punto. Non mi sembra così complicato da intuire. Senti Matteo, un'ultima cosa al volo, ma com'è che la gente o una classe politica chiude gli occhi davanti all'evidenza? No, perché in queste ore, con gli attacchi che ti ha fatto Alfano piuttosto che la De Girolamo, cioè a momenti il cattivo sei tu, non sono i terroristi. Sì, ma ti dico, oggi pomeriggio in Piazza Duomo a Milano alle 3:30 ci sarà Rifondazione Comunista, l'ACLI, l'ARCI, i giovani musulmani, i simpatici musulmani, gli anziani musulmani. Che saranno lì sostanzialmente contro la Lega, a dire no, ma non bisogna rispondere con odio, non bisogna fomentare, bisogna accogliere, bisogna integrare, viva Mare Nostrum, viva l'immigrazione. Questi sono pericolosi, questi non sono avversari politici, questi sono avversari di una società, non della Lega. Il problema non è la Lega, il problema è che questa è gente che per raccattare 2 voti svende il futuro dei nostri figli. È questo il problema vero. E quindi il nostro obbligo è resistere, informare, controinformare, parlare, tenere gli occhi aperti, e arriveremo a essere maggioranza. E quando saremo maggioranza starà alla nostra bravura ribaltare la situazione. Va bene. Noi ahimè dobbiamo andare in pubblicità. Grazie molte Matteo, buona giornata. Sono io che ringrazio voi, e oggi pomeriggio alle 18 sarò non più a Milano ma in Veneto, a Muside di Piave, in provincia di Venezia, dove ci sarà una fiaccolata silenziosa per chiedere più sicurezza, perché pensate, a proposito di spietati, di un 14enne tunisino ha coltellato al cuore un papà di 31 anni che voleva difendere suo figlio, e per qualche cultura evidentemente è normale andare in giro col coltello a 14 anni e accoltellare la gente mentre passeggia. Quindi oggi pomeriggio sarò veneziano e questa sera veronese. Va bene, grazie mille Matteo, buona giornata. A voi. E linea alla regia. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, rieccoci in diretta. Vi leggo un pezzettino dell'articolo di Piero Ostellino che è sul Corriere della Sera, pagina 35, ma lo trovate anche online, così non c'è bisogno di dare i soldi. Leggo solo un pezzetto perché, essendo un po' reduce dall'influenza, più di tanto non riesco a leggere, dovendo anche respirare nel contempo. Ci si è lamentati che le forze dell'ordine francesi non fossero riuscite a catturare rapidamente i 2 lombrosiani criminali artefici della strage parigina. Fingiamo di ignorare che ciò era dovuto al fatto che il cosiddetto estremismo islamico naviga nel mare delle collusioni e delle complicità con l'islamismo che chiamiamo ostinatamente moderato, quello che dicevi anche tu, Michele, che moderato non è e che si è profondamente radicato nel continente con l'immigrazione. È stupefacente che non capirlo sia proprio quella stessa sinistra che da noi aveva felicemente contribuito a isolare il terrorismo delle Brigate Rosse, prendendo realisticamente atto che esso navigava nel mare delle complicità antiliberali e anticapitalistiche generate dal lessico familiare comunista. Sì, prendere le distanze poi fino a un certo punto, perché poi li chiamavano i compagni che sbagliano.
E ancora, da figlio del cristianesimo e del liberalismo mi chiedo come si possano uccidere uomini e donne in nome del proprio Dio. Il criminale che torna sui suoi passi per finire un agente ferito e a terra è una bestia, con tutto il rispetto per gli animali. Le nostre reciproche culture sono inconciliabili ed è persino ridicolo auspicare che ci si possa incontrare almeno a metà strada. Dovremo convivere sapendo che ci vorrebbero colonizzare e dominare attraverso quel cavallo di Troia che è l'immigrazione e che noi stessi incoraggiamo. Lo ripeto, non siamo noi che dobbiamo riscoprire le nostre radici, sono loro che devono rinunciare alle loro, sempre che vogliano convivere pacificamente, cosa di cui dubito. Michele, non so se vuoi fare un commento, se no torniamo. Abbiamo provato ovviamente ad arrivare a metà strada con loro, più volte, per decenni, per secoli, ma a quanto pare mezza strada non le basta, la vogliono tutta. E quello è il problema. Marco, andiamo negli spazi siderali dove si spera le cose siano migliori che non sulla Terra, me lo auguro. So che c'è un convegno fra poco. Sì, effettivamente, infatti approfitto di questo, appunto, visto che si parlava anche del discorso di piloti e quant'altro, appunto il 23 di questo mese, 23 gennaio, alle ore 20:30, presso la biblioteca comunale di Lentate sul Seveso, in via Montesanto 2, terrò questa conferenza, ci sarò io come relatore, appunto del titolo sarà UFO i piloti, quindi da lì si potrà parlare molto su questo argomento, anche di altre tematiche, e appunto spero che verniate numerosi, che ci saranno. Porti dei filmati, non so. Sì, chiaramente porterò diverso materiale appunto riguardante l'aviazione civile e militare, e questo appunto UFO e piloti, perché ovviamente essendo il mio settore, chiaramente poi la figura del pilota è, diciamo, fra tutte quella che ha una certa margine, per non dire quasi totale, percentuale di affidabilità, in quanto appunto la figura stessa professionale del pilota gli consente praticamente di non avere margini d'errore. Insomma, conoscete il cielo. Esattamente. Anche se c'è qualcuno come il personaggio di cui si parlava prima, l'innominato, un personaggio veramente repellente, tra le altre cose, che appunto secondo lui anche i piloti invece in realtà è gente che prende luce per lanterna, quindi figuriamoci i poveri passeggeri affidati a gente inesperta che non sa nemmeno cosa gli gira intorno, però secondo lui detentore della tutti sbagliano, non sbagliava anche lui, però secondo no, lui ovviamente aveva totalmente ragione. L'unico. Allora, biblioteca di Lentate sul Seveso, con ingresso gratuito in via Montesanto 2, frazione Camnago, il 23 gennaio alle 20:30, quindi venite. Marco Guarisco coordina Costantino Lamberti, che da tanto tempo organizza queste iniziative. Diamo un'occhiatina agli SMS, ma qui c'è tanta carne al fuoco anche per i colleghi che verranno dopo. Insomma, in buona sostanza sono chiaramente quasi tutti di condanna verso quello che è successo. I buonisti e i sinistri, se credono fermamente nell'Islam, facciano loro volontariamente gli ostaggi in nome del Corano, i nuovi martiri. Per carità, non gli diamo questa idea, adesso ci manca soltanto questo. Poi c'è uno che si offre come boia, nel caso che che vuoi in tempo di crisi bisogna reinventarsi il lavoro, certo, eccetera eccetera. Insomma, poi c'è uno, questa è la solita che ci manda sempre gli SMS, la riconosci perché scrive sempre in maiuscolo: ma vi drogate per dire certe cose? Amica mia, cara Carla, ma tu ti droghi per credere a certe cose, ma di brutto, pakistano nero, così visto che mi piacciono tanto gli extra, cambiato spacciatore. Giustamente. Michele, restando ai nostri UFO invece, allora, aminoacidi sulla cometa no, lo smentiscono subito. Acqua su Marte lo smentiscono, gli avvistamenti lo smentiscono, gli attacchi terroristici smentiscono pure questo, cioè smentiscono qualunque cosa. Ma qua c'è qualcosa che non torna, cioè, ma la gente se le beve tutte queste cose o siamo in balia di una classe, ma non solo in Italia, in tutto il mondo? Sì, siamo succubi praticamente delle informazioni che vengono spacciate dai telegiornali, dai giornali, che scrivono
certe cose in funzione dei propri interessi personalissimi, tra l'altro. Quindi che non ci siano aminoacidi sulle comete, può esserci la cometa con, la cometa senza, ma quelli ci sono perché sono i mattoni della vita, ormai confermata e affermata la teoria della panspermia, che grazie anche alle comete si è distribuita vita in tutto l'universo. Ecco, e questo mette in crisi le religioni, vero? Mette in crisi le religioni perché allora non è Dio che ha preso il fango, che mette in crisi la Bibbia, magari è proprio Dio che ha programmato questa panspermia, ma perché dobbiamo escluderlo? Sì, però quelli dell'ISIS mi sa che gli girano le balle con una cosa va bene, del genere. che li girino pure. Ho capito, va bene. Marco, invece sul fatto che i militari, noi abbiamo sentito prima il colonnello Picciao, che è il capo del reparto generale sicurezza, insomma hanno derubricato il materiale agli atti, a parte che io ho qualche perplessità perché è tutta casistica dal 72 a oggi, quindi manca tutta quella precedente, tutta quella consolare mandata dalle ambasciate, tutta quella della NATO, visto che siamo un paese NATO, e soprattutto mancano tutti quei documenti che guarda caso noi abbiamo, dove c'è su un bel timbro con scritto distruggere, e in questi dossier questa roba non c'è. E allora, trasparenza o ci stanno un pochino prendendo per il naso? Cioè diamo il contentino agli ufologi così non rompono più le balle? Esatto, è evidente, cioè qui è evidente, con tutto il rispetto che io ho anche per la nostra aeronautica. No, magari si sono rotti le scatole degli ufologi, per carità. O di una certa parte di ufologi, perché anche qui non facciamo i nomi, non facciamo i nomi, comunque non facciamo di tutta l'erba un fascio, però è chiaro che il materiale, purtroppo poi la gente dice no, vedi, l'aeronautica, carabinieri, piuttosto che la CIA, piuttosto che hanno detto così, allora è vero. No, non è così. In realtà questi ti danno solo, diciamo, lo zuccherino per farti stare buono e non andargli a rompere le scatole ulteriormente. È chiaro che la parte consistente, la parte che veramente interessa, non esce al di fuori di quegli ambienti, se la tengono ben stretta e se la passano gli organi competenti, ma al di fuori non viene messo nulla, perché ma cosa sperano di ricavare alla fine? Cioè? Sì, non so, anche lì non ho idea di cosa serva avere tutta sta roba tenuta lì se poi alla fine non la si utilizza. No, perché senza offesa non mi pare che si capiscano granché di quello che studiano, no, non lo so, però. No, quantomeno poco, però effettivamente è quello, cioè non si capisce, sembra quasi che chiaro che meno se ne parla meglio è. Questa roba va tenuta lì, nessuno ne deve parlare, nessuno ne deve venire a conoscenza, perché sennò c'è troppo rumore, c'è troppa gente che fa domande, troppa gente che rompe le scatole, non va bene. Quindi bisogna tenere tutto chiuso sotto chiave, se è possibile calmare le acque dicendo no, ma in realtà sono cose ben spiegabili, che per carità ci sono, però è quella parte che è inspiegabile, che è ancora da passare fuori. Sono anni che diciamo che il 90% di queste cose si spiegano, siamo noi i primi a dirlo, mica loro. Sì, il problema è che quando lo diciamo noi non va bene, quando lo dicono noi invece sì, cioè, questo è l'evidenza, proprio perché l'abito, di solito si dice che l'abito non fa il monaco, in realtà è così. Ecco, Michele, ma la CIA che se ne esce per la terza volta a dire no, in realtà eravamo noi, e ammette anche che hanno così alimentato la psicosi degli UFO per nascondere i test militari. Quindi la CIA in buona sostanza dice che per 50 anni ha raccontato balle e adesso dobbiamo crederle? Esatto, cioè è una cosa veramente assurda, una cosa paradossale, che la CIA poi se ne esca ciclicamente, poi quando, ripeto, ci sono eventi, dichiarazioni come, ripeto, l'avvistamento della Cristoforetti nello spazio, un giorno dopo, un mese dopo, arriva la CIA e dice eravamo noi, sono sempre loro, ma non possono nello spazio non possono essere onnipresenti. Calmiamo le acque, perché non è il caso di creare troppo rumore. No, stavo pensando che ora, visto che di sto passo grazie alla sinistra diventeremo tutti musulmani, sono stato l'unico che ha fatto un libro sugli UFO nei paesi islamici, c'è una casistica nutritissima di avvistamenti in quei posti, li chiamano Tapak Tahir, piattini volanti, e Michele lì però non è che ci fai volare un prototipo americano, perché nell'Iran dell'Ayatollah Khomeini te la battevano subito. Ecco, vedi, ad esempio, l'ufologia io penso che possa essere un'arma vincente per invece riequilibrare, diciamo, quella che è poi il rapporto tra i popoli che siano islamici o meno, perché è una cosa che va oltre le religioni, va oltre qualsiasi concetto o preconcetto, e potrebbe in qualche modo fare da ponte. Cosa ne pensi di Obama, che alla fine, oramai siamo in chiusura, quindi la battuta veloce, su Obama che alla fine ha detto che no, non c'è niente?
Certo, poi un presidente che dice dovrò fare una certa dichiarazione però non penso che uno dichiari la non esistenza degli UFO, voglio dire. Quindi probabilmente che fenomeno, è l'unico al mondo che sa che non esistono gli alieni, lo sa con certezza. Però che fenomeno. Vabbè, ma qua siamo nel paese dei fenomeni non spiegati, ma a due gambe. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione, ancora tantissimi SMS. Questo è interessante, questo è l'Occidente massonico, perbenista e ipocrita, tutto come da copione, ci scrive Franz. Infatti, e abbraccia tutti i campi, che si parli di sicurezza, che si parli di spazio, che si parli di forme di energia alternativa o qualunque altra cosa, la testa di cavolo è sempre quella che ragiona in questo modo. Grazie Michele. Grazie a te Alfredo e a tutti gli ascoltatori. E grazie Marco. Grazie a te Alfredo, buon sabato a tutti. E alla prossima. Alfredo Lissoni vi ringrazia e vi saluta e buona Padania a tutti. Avete ascoltato Padania Misteriosa,